Si presume quindi duello tra Buroni e Abak Perec. Mentre nel lungo c'è il salto di Posenato che io non ho purtroppo in elenco. Ah no, è Battistello dell'Atletica Vicentina. 6,57 per lui. Pronti per la partenza i concorrenti dei metri 800, prima serie. Mentre nel peso abbiamo visto un buon lancio di Loris Barbazza della Biotecna Marcon. Siamo al terzo lancio nella gara del peso. (14,77) per Barbazza. Partono gli 800. C'è qualche problemino per la partenza. Vediamo di che cosa si tratta. Lo starter va a richiamare i concorrenti, invitandoli a rimanere dietro la linea di partenza. C'è un atleta che forse andava a calpestare la linea di partenza. Intanto c'è Ilaria Casarotto che si sta preparando per entrare in pedana nel giavellotto ed è il suo secondo lancio, se non vedo male. Mi è sfuggito il primo lancio dell'atleta della Vicentina. Intanto è partita la prima serie dei metri 800. Seguiamo, vediamo se riusciamo a seguire anche il lancio di Ilaria Casarotto nel giavellotto, che sta duellando con Maddalena Purgato sul filo dei 50 metri. E Loris Diego Apolloni, come presumevo, vediamo il lancio. Siamo intorno ai 45 metri, questo lancio di Ilaria Casarotto. Come presumevo, Diego Apolloni sta facendo la lepre, come spesso succede nell'atletica. Sta facendo la lepre probabilmente per Abak Perec e Buroni. Diego Apolloni che ha poco fa ha partecipato alla gara dei metri 200, sta guidando la gara, probabilmente tra un po' si fermerà e lascerà il campo a guida. Infatti eccolo che passaggio in 54,87, non male direi come passaggio, ed è Abak Perec che sta ora conducendo davanti a Miro Buroni. Poi c'è Stefano Ghenda in terza posizione, Mattia Stival che ora sta passando, anche Ermanno Costantini tenta di portarsi nella zona di testa della Dolomiti Belluno. Ora Costantini si è portato al comando, maglia gialla, lo segue Miro Buroni che è l'atleta più quotato tra quelli in gara, cede a Abak Perec e Buroni in maglia nera vediamo che ora sta passando e si porta al comando imboccando il rettilineo finale per primo. Miro Buroni poi in Venezia allunga, prende metri di vantaggio nei confronti degli avversari, mentre abbiamo visto anche un salto di Barruecos nel lungo. Buroni va a vincere con il tempo di 1,53,30 davanti a Mattia Stival e poi Ermanno Costantini. 1,53,30 non è il tempo che probabilmente speravano di ottenere in questa serie i concorrenti della prima serie. Siamo ora con la seconda serie. In seconda serie ci saranno Maurizio Bobbato della Industria Sport Padova, Nicolò Siviero Atletica Vicentina, Riccardo Favarato Silca Ultralight Vittorio Veneto, Nicola Barattin
Silca Ultralight Vittorio Veneto, Matteo Zaniol Coin Venezia, Giovanni Marenda Atletica Schio, Alessandro Schenal Atletica Feltre, Igor Fontanella Coin Venezia e Filippo Moro del Montecchio Precalcino. Non mi pare di vedere Maurizio Bobbato alla partenza. Maurizio Bobbato in passato capace di correre molto veloce di 1500 metri e di 800, personale di 1,46, ma insomma sono passati purtroppo gli anni anche per lui e quindi non è più sicuramente l'atleta di qualche tempo fa. Classe 1979, Maurizio Bobbato, quindi 35 anni, ma non lo vedo. Ah no, c'è in maglia nera, lo vediamo, sì, quindi è della partita. Quindi Maurizio Bobbato è accreditato quest'anno di 1,58,94, poi con tempi molto simili ci sono anche Alessandro Schenal dell'Atletica Feltre e Igor Fontanella dell'Aristide Coin Venezia. Eccolo Maurizio Bobbato con la maglia gialla dell'Assindustria Padova che si porta sulle linee di partenza. Partita la gara. Sarà interessante seguire questo ritorno alle gare di Maurizio Bobbato, che ha vestito la maglia dei Carabinieri per molti anni, Carabinieri Bologna, ora è ritornato alla casa madre, così detta, l'Assindustria Padova, che per molti anni scarpe, ti vesti, 2 giretti di praticamento e prima di partire 2 o 3 lunghi coi chiodi. Alessandro Schenal dell'Atletica Feltre sta guidando questa seconda serie davanti a Igor Fontanella e Maurizio Bobbato. Schenal passaggio in 56,16 ai 400 metri. Schenal, Fontanella, Bobbato nell'ordine, leggermente più staccati gli altri concorrenti. Tenta l'attacco Igor Fontanella con la maglia nera del Coin Mestre, passa anche Maurizio Bobbato, Schenal, Bobbato, Fontanella che ora sta guidando, tanto sta riprendendo a piovere purtroppo. Fontanella e Bobbato si stanno fronteggiando per la vittoria in questa seconda serie. Igor Fontanella, Maurizio Bobbato che ora sta passando e va a vincere questa seconda serie. Maurizio Bobbato in 1,55,87, migliorando sensibilmente il suo primato stagionale. Tanto mi pare di aver visto un 50,56 per Maddalena Purgato in precedenza nel giavellotto, che se confermato migliora e consolida il suo primo posto di classifica. Dicevo che sta riprendendo a piovere e questo potrebbe creare dei problemi soprattutto nella gara del giavellotto. Nel peso siamo al terzo turno di lanci, un lancio di vantaggiato. New Food Verona. Nullo mi pare. No, si sta misurando, quindi lancio valido. Mentre nella terza serie partiranno Alberto Zerbini della Silca Ultralight Vittorio Veneto, Francesco Pinton del Mirano, Luca Gerotto Trevis Atletica 11,84 intanto per vantaggiato, Claudio Zoccarato dell'Audace Noale, Matteo Pasotto, mentre va in pedana nel peso Luciano Zerbini. Vediamo il veterano Luciano Zerbini, classe 1960, quindi fate un po' il conto della sua età, ancora una stazza piuttosto consistente per l'atleta veronese. Vediamo questo lancio di Zerbini.
tecnica rotatoria. Lui viene dal disco, quindi non dovrebbe essergli difficile questa tecnica. E Ilaria Casarotto in pedana giavellotto. Un lancio inferiore al precedente, questo di Ilaria Casarotto. Dicevo, terza serie: Zerbini, Pinton, Gerotto, Zoccarato, Pasotto, Francescato, Denadai, Irimca, tutti concorrenti con personali superiori tra i 2,5 e i 2,7. (41,56) il terzo lancio di Ilaria Casarotto. Partita la terza serie dei metri 800, si fa subito vedere Marco Francescato della Atletica Mogliano. Difficile che si riesca ad andare ad impensierire il risultato ottenuto da Miro Buroni nella prima serie con 1,53,30 e qualcosina, mentre nel peso abbiamo visto il lancio di Luciano Boidi, no, di Luciano Boidi, sì, della Treviso Atletica. Vediamo la misura dell'atleta, anche se il numero è un altro. 12,56, 13,56 per Luciano Boidi. Purtroppo le condizioni atmosferiche che stanno peggiorando non sono molto adatte alla gara del getto del peso. Ora è in pedana Daniel Zarpellon della Biotecna Marcon. Un lancio superiore ai 14 metri. Marco Francescato dell'Atletica Mogliano, atleta della categoria juniores con un personale di 2,03 e 40, sta guidando nettamente questa terza serie dei metri 800 su tempi che vanno intorno ai 2,5, 2,6, quindi non tali da impensierire i risultati precedenti. L'unico che poteva impensierire, mentre abbiamo un altro lancio di Maddalena Purgato, purtroppo sballato, la pioggia sicuramente non. 2,02,14, Francescato si migliora il personale che era di 2,03 e 40, quindi ottiene il primato personale in questa gara. Abbiamo il risultato degli 800 femminili con la vittoria di Annette Muanzi Lucui insieme nel Food Verona con 2,09,63 davanti a Irene Vian della Silca Conegliano, che conferma quanto di bene aveva fatto vedere ai campionati italiani, dove ha conquistato il titolo juniores con 2,09,87. Al terzo posto Sabrina Boldrin, sempre verde atleta della Silca Conegliano, con 2,13,63. Poi Sofia Ciobelli, giovane junior del Bentegodi, con 2,14,54. Anna Busatto, Mogliano, 2,15,02. E poi la lieva Marina Giotto, 2,19,51 della Piave 2000. Terzo posto ai campionati italiani per la giovane allieva della Piave 2000, che ha dimostrato una buona crescita in questa stagione. Un altro lancio di vantaggiato nel peso, mentre ci sarà un'altra serie nei metri 800 maschili. L'ultima serie con Matteo Saccuman del Vissavano, Alessandro Gagno Ponzano, Simone Vanin Ponzano, Davide Marini Mogliano, Davide Liu Vissavano, Massimiliano Foley Atletica di Marca e Maurizio Altieri della Atletica Mogliano.
Si alza la bandiera rossa tanto per Luciano Zerbini, quindi in lancio non valido questo del veterano veronese. Mentre nel lungo c'è il salto di Francesco Battistello dell'Atletica Vicentina. Vediamo già allineati i concorrenti della quarta serie dei metri 800, 6,54 la misura di Battistello, mentre va in pedana nel lungo Nicolas D'Ademo del Valpolicella Lupa Totina. Tocca la plastilina, quindi salto nullo per l'atleta veronese. Sono terminati i lanci di qualificazione nel giavellotto, tra poco avremo i lanci di finale. Non credo che ci siano le condizioni per migliorare ulteriormente in questa gara, perché nel frattempo ha cominciato a piovere in maniera piuttosto insistente e il vento disturba anche un po' la rincorsa delle atlete e problemi sicuramente anche nel peso, nella pedana del peso. Ora Loris Barbazza, intanto vediamo il salto di Harold Barruecos nel lungo. Barruecos dell'Atletica Vicentina, campione italiano juniores. Alessandro Gagno sta guidando la gara, questa quarta serie. 6,94 il salto, 6,90 il salto di Barruecos, a 6,80 viene ulteriormente modificato. 6,80 il salto di Barruecos, campione italiano juniores. 7,61 in questa stagione, notevolmente migliorato l'atleta. Intanto aumento di intensità la pioggia, ora sta piovendo piuttosto forte. Riccardo Apolloni che non riesce a portare a termine il suo salto a causa proprio dell'aumento di intensità di questa pioggia, mentre sta andando a conclusione la quarta serie e ora sta piovendo in maniera piuttosto forte. Alessandro Gagno dell'Atletica Ponzano, maglia verde classica dell'Atletica Ponzana, 2,661, viene a vincere questa quarta serie dei metri 800. Vedremo ora se ci saranno le condizioni per poter proseguire le gare, perché cambiato il vento, cambiata anche la direzione della pioggia. Prima arrivava da ovest, ora sta arrivando da est. In questa giornata sta succedendo un po' di tutto, pioggia da ovest, da est, da nord, da sud, e non so se riprenderanno i lanci nel giavellotto. E vediamo questo salto di Pedron, Luca Pedron della Biotecna Marcon, anche lui non riesce a staccare in maniera adeguata, viene misurato ugualmente, ma sicuramente non è uno dei salti della vita dell'atleta veneziano. Grandi risultati nella categoria giovanile per Luca Pedron, che ha vinto un titolo italiano della categoria cadetti. Mentre vediamo che prosegue la gara del peso. Pedana in questo momento Francesco Zecchini dell'Insieme New Food Verona, è il suo quinto lancio.
Vediamo se hanno intenzione di proseguire la gara, mi sembra di sì, del giavellotto. Sembra di sì, gara che, se non ho perso qualche passaggio, è guidata sempre da Maddalena Purgato della Industria Padova con 50 e 56. Ora c'è un ombrello davanti al tabellone, va in pedana la numero 13. Si tratta di Laura Mottin, della giovane atleta dell'atletica vicentina della categoria allieve. Sono iniziati i lanci di finale, mi pare. Sì, siamo al quarto lancio superiore ai 30 metri, questo dell'atleta vicentina, anzi no, inferiore ai 30 metri. Ma è un po' difficile poter ottenere risultati interessanti con queste condizioni. 13-13 intanto nel peso per Fabio Vantaggiato, che è anche il suo primato personale, primato stagionale. Mentre nel giavellotto va ora in pedana Martina Bonaventura del Coin. No, non mi sembra Bonaventura questa. Vediamo se viene modificato il numero. Nel peso Giorgio Doglioni. No, è Diego Benedetti, numero 4. Purtroppo qui saltano anche un po' i numeri. Siamo Antonella De Marchi, che ha lanciato 29 metri. Ora la prossima sarà, ad entrare in pedana, sarà Chiara Francescato della nuova atletica San Giacomo Banca della Marca. Mentre nel lungo mi pare di vedere un buon salto da parte di Francesco Battistello dell'atletica vicentina. Vediamo la misura di questo salto. Francescato, da dimenticare questo lancio, sicuramente inferiore. 6,64 il lancio di il salto di Battistello. Vediamo ora il quarto lancio di Alice Vinco, ricordiamo già campionessa italiana della categoria cadette. L'atleta in questa stagione si è riportata a buoni livelli. C'è un salto che purtroppo è nullo di Nicolas D'Ademo nel lungo. Ecco il lancio di Alice Vinco, vediamo la misura sotto i 40 metri. Vinco sta occupando il terzo posto di classifica, Bentegodi Verona, la sua società, e si sta preparando a entrare in pedana invece Ilaria Casarotto. Ilaria Casarotto che dimostra, è un atleta anche spesso da ultimo lancio, quindi un atleta che non molla fino alla fine della gara. Vediamo se riuscirà a mettere in difficoltà la più esperta Maddalena Purgato. Poi vedremo se riusciremo a parlare un po' anche con le due atlete che annulla volontariamente il lancio Ilaria Casarotto. E c'è un buon salto di Harold Baruecos, vediamo se riesce finalmente a superare i 7 metri, mentre si prepara a entrare in pedana nel giavellotto Maddalena Purgato, che sta guidando la gara con 50 e 56. Vediamo la misura di Baruecos, purtroppo il tabellone 7,04. 7,04 è il salto di Harold Baruecos. Maddalena Purgato nel giavellotto, primo lancio di finale sotto la pioggia. Purtroppo sfugge di mano l'attrezzo, difficile da controllare, purtroppo l'impugnatura si bagna con la pioggia, e una delle specialità più difficili da portare a termine. Intanto Riccardo Apolloni, che sta evidentemente guidando la gara perché è l'ultimo a saltare.
Purtroppo nullo, sia pur di poco, questo salto di Apolloni, che è un buon triplista, un ottimo triplista da 16 metri, oltre 16 metri. Nullo di poco, era un salto sicuramente superiore ai 7 metri questo di Apolloni. Mentre vediamo che si stanno preparando le concorrenti della serie unica della 4x400 femminile, che vedrà impegnate le concorrenti della Nuova Atletica San Giacomo in corsia 3 con Alessia Skriminic, Giulia Carniato, Giada Tosato, Elena Busetti, ed in 4 c'è la formazione del Coin Venezia con Alina Rigoni, Vittoria Venier, Martina Vio ed Elisa Berlin. C'è un buon lancio di Luca Pedron, buon salto di Luca Pedron, che però vediamo che viene giudicato nullo. Il giudice fa notare proprio l'impronta della scarpetta sulla plastilina, quindi questo salto nullo per Luca Pedron. Siamo al quinto turno di lanci nel giavellotto e va in pedana Martina Bonaventura del Coin Venezia. Una serie infinita di nulli nel lungo, che in queste condizioni è anche un po' difficile calibrare la rincorsa. Mentre nel giavellotto vediamo chi è questa atleta che ha lanciato. Purtroppo c'è sempre un ombrello davanti al tabellone. Partita la serie unica della 4x400, è un duello tra la formazione della Nuova Atletica San Giacomo Banca della Marca e quella dell'Aristide Coin Venezia, praticamente appaiate. Aveva lanciato in precedenza Antonella De Marca della Dolomiti Belluno, 27,37 per lei. Ed ora c'è stato quello di Gloria Pavan della Nuova Atletica San Giacomo Banca della Marca. La formazione della Nuova Atletica San Giacomo al comando con Alessia Skriminic, ha preso qualche metro di vantaggio nei confronti delle veneziane del Coin, che hanno in azione ora Alina Rigoni. Mentre ci arriva, cambiano le atlete della Nuova Atletica San Giacomo, con Giulia Carniato che è partita per la Nuova Atletica San Giacomo e Vittoria Venier per il Coin. Abbiamo il risultato ufficiale dei metri 800 con la vittoria di Miro Buroni del Coin Venezia, 1,53 e 31, davanti a Mattia Stival, Atletica Mogliano, 1,54 e 66, Ermanno Costantini, Dolomiti Belluno, 1,55 e 16, e al quarto posto Maurizio Bobbato, vincitore della seconda serie della Industria Padova, con 1,55 e 88, poi Stefano Ghenda dell'Atletico Mogliano, 1,55 e 99, e Leonardo Bidosa dell'Atletico Mogliano con 1,56 e 12. Questo è il risultato ufficiale dei primi 6, ovviamente, della gara dei metri 800, mentre va in pedana Ilaria Casarotto per il suo quinto lancio. Coin intanto passa al comando con Vittoria Venier e si va al secondo cambio. Parte la terza frazione. Un lancio intorno poco sotto i 40 metri, questo di Ilaria Casarotto. E non ci sono condizioni per ottenere risultati in questo momento. Vediamo se avrà intenzione di effettuare il suo quinto lancio Maddalena Purgato, che mi sembra rinunci in effetti al quinto lancio. Ancora insieme le due formazioni, che Nuova Atletica San Giacomo, che ora è preceduta dalla Coin, che ha in campo Martina Vio
e la Nuova Atletica San Giacomo con Giada Tosatto. Questa è la terza frazione. Ora partiranno per il coin Elisa Berlin e per la Nuova Atletica San Giacomo Elena Busetti. Elisa Berlin, giovanissima atleta, il primo anno della categoria allieve. Busetti junior del 95. Mentre Maddalena Purgato ha rinunciato al quinto lancio. Lei sta guidando la gara e mi sembra in maniera abbastanza sicura, mentre c'è ancora un buon salto di Harold Barruecos nel lungo e mi sembra ancora meglio del precedente. Vediamo se è così. Vediamo. Ancora al di sopra dei 7 metri, 7,08, si migliora Barruecos. Vediamo ora la risposta di Riccardo Apolloni, mentre ha preso il volo la formazione del coin con Elisa Berlin e va ad aggiudicarsi questa serie unica dei metri della 4x400. Antonella De Marc nel giavellotto, intanto Elisa Berlin per la coin, e coin vince con 4,05 netti davanti a Nuova Atletica San Giacomo. Ma è valido questa volta il salto di Apolloni. Vediamo la misura, se me lo lasciano vedere, perché c'è qualcuno sempre davanti al tabellone che impedisce la visione, quindi purtroppo non è possibile vedere questo salto. Vediamo la misura. Riccardo Apolloni, se lo girano anche di qua il tabellone forse riusciremo. 6,98 per l'atleta veronese. Vediamo ora il salto di Luca Pedron, Biotecno Marcon. Mentre si stanno preparando i concorrenti della serie unica della 4x400 maschile, 4 formazioni impegnate in questa gara.